Dobbiamo dire con forza che abbiamo un'autonomia ora perché le nostre comunità stanno morendo. E io non voglio essere obbligato ad andarmene da questa provincia perché qui ho tutti i miei legami e il mio futuro. Tocca a un commosso giovane autonomista consegnare al ministro le 56 delibere firmate da altrettanti sindaci che chiedono ad aderire a una provincia forte ed elettiva. Autonomia e voto, questi i temi sottolineati dal Bard. L'autonomia è l'anima di un popolo, l'anima di una comunità. Il diritto di voto. Noi da secoli che votiamo, votavamo per le parrocchie, votavamo per le regole, prima che lo Stato italiano qualcuno se lo pensasse. Abbiamo sempre votato. Delusi dall'incontro i sindaci. Ci ha detto che la medicina è cattiva, bevetela lo stesso perché voi siete bravi e siete in grado di inghiottirla tutta senza vomitare. Le cose non cambieranno, la decisione è stata presa, possiamo fare altre 10 riunioni di questo tipo, ormai le decisioni le hanno prese, ne prendo atto. Sono preoccupata per il futuro della nostra terra, spero che il Ministro, perché tra le righe ha detto che manterrà alcune promesse, che ha capito la situazione, però ormai sono troppo vecchia del mestiere per crederci, insomma. Credo che ormai la questione sia, non dico risolta, ma chiusa in questo modo che non condivido. Sembra che a livello nazionale siano i piccoli comuni che costano, devono fondersi, eccetera. Guardate che non sono i comuni piccoli che spendono. Signori, venite, mandate i funzionari romani qui da noi a vedere come i comuni piccoli spendono bene i loro soldi. Critici anche i compagni di partito del ministro, rappresentanti della penultima amministrazione provinciale eletta democraticamente. Non c'è l'autorevolezza, non c'è capacità di governo, non ha l'autorevolezza di governo nei confronti dei cittadini, non può rispondere direttamente ai cittadini. I territori accanto a noi hanno tutte le politiche, tutti i pensieri, tutti gli indirizzi strategici, tutti rivolti alla montagna. Quella che avevamo è un ente privo di poteri e privo di risorse. Nessuno di noi ha nostalgia di quella provincia. Noi vogliamo una cosa molto diversa, che ci consenta di governare questo territorio. Stufi e dissanguati i rappresentanti delle imprese. Mio padre dice che la montagna è come un bosco, dove si va solo a prendere. Non si porta mai niente. Noi siamo veramente stanchi di essere equiparati al resto dell'Italia solo quando dobbiamo pagare e risolvere i problemi degli altri. Qui c'è una partita che non torna.